Situazione in fibrillazione a Porto Empedocle dopo l'arrivo dei migranti provenienti da Lampedusa, anche perché uno è risultato positivo a Covid-19 e trasportato subito a Pozzallo, attirandosi anche le ire del sindaco della cittadina racusana. Stamani interviene anche il presidente della regione Musumeci con una lettera a Conte, affermando come ci sia il fondato timore che nelle prossime settimane, favoriti da bel tempo, possano registrarsi sulle coste siciliane consistenti sbarchi autonomi di migranti. Chiedo perciò al Governo nazionale di intervenire con tempestività per evitare che la incontrollata gestione del triste fenomeno possa determinare tra la popolazione dell'isola l'acuirsi di un clima di tensione già abbastanza alto. Sulla vicenda abbiamo sentito stamani anche il primo cittadino, Ida Carmina. Sì, stanno facendo l'accertamento sanitario presso la tensostruttura a Porto Empedocle, ma il problema è ancora non si sa dove li porteranno. Io mi sono strenuamente opposta al fatto che li trasferiscano all'Hotel Tiziana di Porto Empedocle, perché noi non abbiamo nessuna garanzia. Ma il problema va ancora a monte, non dovrebbero neppure sbarcare a Porto Empedocle. Se addirittura c'è il decreto 7 aprile, interministeriale 7 aprile del 2020 numero 150, che asserisce che i porti non sono sicuri e quindi viene impedito lo sbarco delle navi battenti bandiera straniera e che trasportano immigrati fuori dell'area SAF. Non capisco come mai invece non viene impedito lo sbarco di tutti nelle nostre coste in un momento di grave epidemia. Addirittura prima di questi sono stati trasportati a Porto Empedocle con i traghetti di linea, mettendo in pericolo i cittadini, mettendo in pericolo i lavoratori dei traghetti, mettendo in pericolo quelli che si trovano lì allo sbarco, perché 50 persone non costituiscono assembramento e noi non sappiamo in che condizioni di salute sono. Cioè, questo è completamente assurdo. Io già da tempo avevo parlato lì con i dirigenti del Ministero degli Interni dicendo programmate, prevedete dei criteri, perché evidentemente con la bella stagione qua ci sarà l'invasione e noi dei paesi costieri, noi di Porto Empedocle non siamo carne da macello, andiamo tutelati come gli altri. Qua non è questione di razzismo, è questione di tutela del diritto fondamentale alla vita e alla salute dei cittadini. In piena emergenza di epidemia, se il momento è straordinario, si usano i mezzi straordinari. Si prende una nave della Marina, si mettono lì, si distanziano, si requisisce un albergo, un villaggio turistico che ha i bungalow estesi e ben recintato, non qua in una struttura alberghiera senza manco la recinzione e a 4 metri ci sono le persone da cui questi migranti possono entrare e uscire agevolmente, con le adeguate protezioni. Se qua noi non possiamo uscire da casa non è assolutamente ammissibile quanto sta succedendo.